10 anni, cioè dei 70 dell'associazione, ma che cosa è successo in questi ultimi 10 anni, quando ci si è cominciati ad interrogare su che cosa stiamo facendo, chi siamo, cosa vogliamo rappresentare, cosa stiamo rappresentando, cosa stiamo indossando, cosa parliamo, che suoni portiamo. Ecco, diciamo che queste domande sono state sempre più frequenti e le hanno portate poi ad indagare, a fare delle indagini per quanto riguarda l'abbigliamento popolare, prima quello maschile, poi quello femminile, insomma, quindi questo spaccato ce lo racconterà meglio, insomma, colui che rappresenta questa associazione storica della Capitano, Alessandro Pucciolone. Grazie, buonasera a tutti, benvenuti, anche a nome del gruppo per cui rappresento, grazie di essere presenti qui questa sera. Noi andiamo a vedere quello che è stato il nostro lavoro negli ultimi anni, lo facciamo con alcune slide, andiamo a vedere quello che è stato appunto il lavoro di ricerca e divulgazione dell'abito tradizionale sindaese. Un abito che noi nel corso degli anni, io parlo per me personalmente, dall'82 faccio parte di questa associazione e ho indossato un abito che io ho sempre conosciuto quello. Nel corso degli anni abbiamo capito che qualcosa non andava e lo vediamo appunto con alcune immagini. Se magari abbassiamo un attimo. Questa è un'immagine per noi molto importante, rappresenta il nostro fondatore, Cesarino Bocco. Lui già portava un abito che si differenzia da quello utilizzato dal gruppo negli ultimi anni. Andiamo avanti, sempre l'abito su Bistripone, quello che appunto conosciamo, che abbiamo sempre conosciuto a Sydney. Andiamo sempre avanti. Ecco, quando noi siamo andati a vedere questa immagine, questa ci ha acceso una lampadina. C'era qualcosa che non andava, c'erano più abiti con queste caratteristiche che non erano in realtà rispetto a quella che noi indossavamo. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo effettuato diverse ricerche che ci hanno portato a Roma, che è il Museo di Arte e Tradizioni Popolari di Pigolini, dove lì è custodito un abito maschile intero. Partiamo dalla camicia, con magloni, addirittura anche alle scarpe, ci sono le scarpe chiodate. E parliamo di un abito della fine dell'Ottocento, metà Ottocento, fine Ottocento. Quest'abito fa parte di una collezione che è stata portata insieme ad altri abiti della Sardegna per un'esposizione. E lì è rimasta. Quindi abbiamo fatto questo viaggio e abbiamo potuto vedere appunto quello che era l'abito che mi interessava. Adesso qui abbiamo le differenze, le due immagini a sinistra sono quelle che tutti conoscono, l'abito maschile di Sydney. A destra abbiamo già la variazione, che è una copia dell'abito del Pigolini. Avanti. Questo è il corpetto, con alcuni dettagli. Queste invece sono le monete che andavano a chiudere, venivano utilizzate appunto come dei bottoni. 1863, questa è la data delle monete. Monete in argento e Vittorio Emanuele, secondo me. Questo è un giacco, grazie alla mia donna. Questa è la camicia. Perché la camicia questa qua non aveva la chiusura fino in basso, diciamo che chiudeva per metà. Questo è uno degli elementi che a noi ci ha colpito particolarmente, era appunto la cinta, che era una sorta di cartuccella, in questo caso molto, molto deteriorata. Noi siamo riusciti a riprodurre anche questa.
Quindi dall'abito maschile è quello che ci ha fatto capire che qualcosa bisognava analizzare meglio. Siamo passati al femminile, perché ci sono alcune iconografie che parlano di un altro abito di Sinai. Noi lì allora siamo andati, abbiamo studiato, ci siamo fatti seguire anche da Ignazio, che poi è l'autore dell'abito. Quella è la prima immagine, questa è la seconda, sempre tratta da una rivista di moda francese, dove viene recato appunto uno degli abiti in parola. Questo è ancora un altro. Questo invece, diciamo che forse più di 10 anni fa c'è stato un tentativo di proporre questo abito, quindi noi non è che abbiamo scoperto chissà che cosa, perché è stato già rivisto. Questo è stato fatto da un altro gruppo cittadino, che è la città di Sinai, da Gigi Baldino, che lo ricordo con affetto, così come tutto il nostro gruppo. Però è finito lì, è stato parcheggiato e a nostro dire magari non visto attentamente. Quindi c'era già un qualcosa che ci ha portato a rivedere meglio la ricostruzione di questo abito. Queste invece sono alcune immagini che ritraggono l'abito che abbiamo deciso di realizzare con le diverse lavorazioni. Questo è quello che è stato il nostro studio. Poi chi mi precederà illustrerà meglio quello che è la lavorazione, il modo di vedere questa ricostruzione. Per me grazie.